Ciao, sono Fabrizio e queste sono le notizie della Regione Liguria. È stata inaugurata a Taggia la prima comunità energetica rinnovabile agricola della Liguria, che segna un importante passo avanti nel percorso di transizione energetica del comparto agricolo regionale. Le comunità energetiche rinnovabili consentono infatti a imprese e cittadini di produrre, condividere e consumare energia da fonti rinnovabili, favorendo la riduzione dei costi energetici, l'autoconsumo e la sostenibilità ambientale. L'estate ligure si arricchisce. Nasce ad Arenzano We Are Festival, la rassegna che dal 24 luglio al 30 agosto 2026 anima il parco di Villa Figoli, con grandi concerti, spettacoli, serate dedicate alla comicità e format di successo pensati per coinvolgere i più giovani. Primo appuntamento venerdì 24 luglio alle ore 21:30 con il concerto di Nicolò Fabi. Continuano a Castel Vittorio i lavori per recuperare un immobile comunale destinato a ospitare il futuro Bistrot des Pays, un ostello e spazi a servizio della comunità. L'opera è sostenuta da Regione Liguria attraverso il programma di sviluppo rurale, con un finanziamento di oltre 334.000 euro. Oltre a questo immobile verrà recuperato anche lo storico forno del paese. Regione Liguria va in aiuto del Comune di Genova attivando 14 nuovi posti di accoglienza notturna destinati a persone in condizioni di grave marginalità sociale e dipendenza patologica. L'intervento sarà realizzato attraverso il progetto Odissea, con l'obiettivo di garantire una risposta immediata a una situazione caratterizzata da particolare urgenza sociale. Approvato il programma degli interventi 2026 in materia di emigrazione, che conferma la volontà di Regione Liguria di rafforzare il rapporto con le comunità dei Liguri nel mondo. Le risorse serviranno soprattutto a supportare le associazioni dei Liguri nel mondo e a realizzare interventi a favore dei cittadini liguri emigrati che scelgono di rientrare nella nostra regione. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.